Ben ritrovati dalla redazione Dramma Monrupino Trieste. Un ragazzo di 16 anni, Eric Suber, è stato trovato morto dalla mamma nel suo letto di casa. Erano circa le 9:30 di ieri. La madre era andata in camera a svegliare il figlio, ma lui non rispondeva. In pochi istanti la signora si è resa conto che non dava nemmeno segni di vita. A quel punto ha dato immediatamente l'allarme. Sul posto intervenuto il 118 con l'ambulanza e l'automedica, ma non c'è stato nulla da fare. Eric era deceduto già da svariate ore mentre dormiva. La tragedia ha sconvolto oltre la famiglia, i genitori, la sorella di 19 anni e i nonni, l'intero paese, una piccola comunità di 860 abitanti dove si conoscono praticamente tutti, ed Eric era piuttosto noto in quella zona dell'altipiano. La vettura, una Volkswagen bianca cartocciata su se stessa, quasi che la carrozzeria avesse la consistenza della carta stagnola, ha restituito una sorta di ferma immagine del dopo impatto, un devastante scorrere di una dinamica decisamente importante e tanto rapida e incalzante da porre istintivamente l'inquietante interrogativo circa le sorti di chi trovava a bordo. L'incidente è avvenuto sulla strada provinciale a Fossalon, nell'area dell'altezza del ristorante Napoleone. È stata una fuoriuscita autonoma di grande potenza, ma fortunatamente, forse è anche il caso di dire miracolosamente, la conducente dell'utilitaria, una 27enne di Fiumicello, Villa Vicentina, non ha riportato lesioni di particolare criticità. È stata una notte movimentata quella fra sabato e domenica, di violente liti ad alto tasso alcolico per gli avventori di due kebab. Il primo episodio nella tarda serata di sabato è avvenuto agli inizi di via Cadorna Trieste, dove per motivi ancora da chiarire è scoppiata una lite tra un gruppo di ragazzi stranieri e un ragazzo italiano che è stato colpito in faccia da un pugno. Più tardi, alle 3 di domenica, le volanti della questura sono invece dovute intervenire in via Oriani per la rissa scoppiata tra un gruppo di cittadini stranieri. Alla base della lite futili motivi, questioni di denaro. Che il viadotto ragazzi del 99 non godesse di ottima salute era risaputo, ma che si dovessero prendere anche dei provvedimenti di limitazione al traffico è una sorpresa. Il vice comandante della polizia locale, Paolo Paesini, ha firmato un'ordinanza, la numero 5676/24, che vieta il transito ai veicoli aventi massa a pieno carico superiore alle 26 tonnellate non soltanto sul cavalcavia, ma conseguentemente anche sul ponte 8 agosto, un'asse stradale molto trafficata perché coincide con l'entrata alla città per chi proviene da Udine, dal Coglio, da Lucinicco e dai paesi limitrofi. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche per la giornata: nuvolosità variabile fino al pomeriggio, bassa probabilità di piogge sparse e intermittenti. Nel corso del pomeriggio e verso sera probabili piogge da moderate ad abbondanti, localmente anche intense o molto intense, temporalesche, più probabili comunque in tarda serata e nella notte successiva. In giornata inizierà a soffiare vento da sud o sud-est, moderato sulla costa in quota. Temperature in pianura minime fra 12 e 15, le massime fra 22 e 25, sulla costa minime fra 15 e 18, le massime fra 22 e 24 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione, grazie per averci seguito, a più tardi.